Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Nuovo appuntamento di questo speciale per parlarvi del progetto Shares. Questo progetto di cui vi abbiamo già parlato la scorsa settimana in compagnia dell'assessore Ceccarini del comune di Vittorio Veneto, che vuole far rivivere un luogo, in particolare la saletta di Via Cosmo a Ceneda di Vittorio Veneto, proponendo tutta una serie di iniziative e di attività rivolte ad un pubblico di non più giovanissimi, li abbiamo definiti così. Per chi ci ha seguito la scorsa settimana avrà capito che c'è stata una rete di partner, di associazioni, di enti, di realtà del territorio che insieme al comune di Vittorio Veneto ha dato vita ad un programma composito di attività che settimana dopo settimana sono state organizzate all'interno di questa saletta appunto di Via Cosmo a Vittorio Veneto. E quindi in questa puntata vogliamo andare a presentarvi due dei partner che fanno parte di questa rete. E quindi io do il benvenuto qui in studio con noi a Giada Frescura, vicepresidente degli Amici del Centro Sociale Piazzoni Parravicini, ben ritrovata e benvenuta, e a Doris Carlet, presidente dell'associazione Media Età. Con loro andremo a parlare sia di quello che hanno fatto in questi mesi all'interno appunto di questa struttura, di questa saletta nell'ambito del progetto Shares, ma poi andremo a scoprire anche effettivamente che cosa fanno quotidianamente queste due realtà. Partirei da Doris Carlet di Media Età. Allora, facciamo così, in estrema sintesi di che cosa si occupa Media Età? Diamo un po' un primo assaggio e poi ci torneremo. Allora, Media Età è un'associazione che nasce per dare una nuova vita e nuove motivazioni alle persone non più giovanissimi, diciamo, dai 60 anni in su, dando la possibilità alle persone di continuare ad essere attive e nel tempo ha messo in atto diverse attività, sia di tipo culturale che di tipo sociale, rivolte proprio a mantenere attive le persone non più attive per pensionamento prevalentemente. Come attività diciamo interne, Media Età ha un gruppo culturale che si occupa di organizzazione di eventi, di approfondimenti di tematiche culturali e artistiche e poi ha sviluppato questo negli ultimi 2 anni un gruppo di lettura. Questo gruppo di lettura è costituito da una trentina di persone in questo momento. Sono tutti volontari che svolgono attività di lettura presso diverse organizzazioni del territorio, tipo il Piccolo Rifugio, le case di riposo, i centri di sollievo. Il grosso dell'attività comunque di Media Età è il volontariato nell'ambito del progetto regionale dei centri di sollievo. Quindi il Media Età gestisce tre centri di sollievo e proprio in funzione di questa attività che ha svolto è stata chiesta, diciamo, come partner nell'ambito del progetto Share, e in questo noi abbiamo portato appunto le nostre esperienze. Perfetto, diciamo che la vostra realtà cascava proprio a fagiolo in un progetto che ha come obiettivo interventi per la promozione e la valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Devo dire che insomma non potevate non essere presenti all'interno dei partner di questo progetto. Passiamo la parola invece a Giada. Il centro sociale Piazzoni Parravicini lo conosciamo, però parliamo un attimo dell'associazione. Allora, noi siamo un'associazione che supporta quella che è l'attività del centro sociale. Noi come associazione di volontariato ci occupiamo fondamentalmente del recapito pasti a domicilio, che in realtà
La dico così in breve, però dietro a un mondo che prevede il sollevare l'anziano dalla solitudine, il portare un sorriso, il dare proprio un supporto sociale a questi anziani che ogni giorno vediamo, insomma abbiamo più di 120 utenti nelle varie case, in più è anche un momento per i volontari per integrarsi nella società e per creare insomma un mondo coeso, ecco, questo è il nostro obiettivo. E quindi anche in questo caso il target più o meno, come direbbero quelli bravi, era lo stesso, e quindi anche l'associazione Amici del Centro Sociale Piazzoni Paravicini è stata coinvolta in questo progetto. Però appunto la scorsa settimana vi abbiamo raccontato alcuni degli eventi che sono stati fatti, ma importanti sono state le attività che sono state svolte in maniera continuativa all'interno della saletta appunto di Via Cosmo. Tornerei a Doris Carlet, media età, a partire, possiamo dire, più o meno dal mese di giugno. Che cosa ha fatto all'interno della saletta di Via Cosmo? Allora, media età, praticamente durante il periodo feriale, quindi da giugno ad agosto, ha proposto degli incontri di lettura, quindi lettura ad alta voce per gli anziani che erano presenti, e il sabato mattina c'è stata una collaborazione con un artista che ha proposto le attività di pittura sempre rivolte agli anziani. Terminato questo periodo abbiamo proposto degli altri incontri, quindi abbiamo attivato degli incontri con un po' più, diciamo, impegnativi, quindi con l'intervento con una psicologa. Sono in corso ancora 4 incontri rivolti ad un approfondimento sulla memoria. La memoria è la prima cosa che preoccupa nella persona che sta invecchiando, e diciamo, questi incontri sono una risposta intanto per conoscere la tematica e anche togliere un po' di ansia rispetto agli effetti che la memoria può portare nel tempo. Oltre a questi 4 incontri abbiamo un incontro fisso il venerdì con una musicoterapista molto apprezzato e frequentato, e poi abbiamo organizzato un concerto con la scuola Corelli, questo praticamente ancora durante l'estate, e ecco, per il momento stiamo continuando con questi incontri. Ecco, che tipo di risposta c'è stata dalla popolazione anziana di Vittorio Veneto? Già la scorsa volta abbiamo detto che, non nascondiamoci, all'inizio è stato un po' complesso, difficile partire sia dal punto di vista organizzativo ma anche dal punto di vista della risposta, se vogliamo, dell'utenza. Dunque, la partenza è stata un po' difficile, anche per il periodo, un po' il caldo che non ha agevolato, un po' per l'inizio delle attività. Ovviamente quando parte una cosa nuova, prima che venga rodata e venga conosciuta passa del tempo, tant'è che nel periodo da settembre in poi le affluenze sono state più frequenti rispetto al periodo precedente. Comunque si è partiti pian pianino, coinvolgendo soprattutto le persone che abitano il condominio, e diciamo pian piano poi le attività hanno coinvolto anche altre persone comunque della zona o comunque del vittoriese. Ecco, quindi direi positivo soprattutto nella fase finale, e auspicando che la cosa si possa continuare, anche perché si è creato un bel volano. Eh sì, la cosa importante è dare seguito, dare continuità, ovviamente, come in tutti i progetti, in tutte le iniziative, e l'auspicio appunto è quello che
anche il prossimo anno si possa continuare appunto con le stesse attività, oppure anche implementando nuove proposte. Passiamo ora al Centro Sociale Piazzoni Parravicini e passo la parola a Giada. Che cosa avete proposto voi agli anziani, all'utenza insomma della saletta di Via Cosmo? Noi siamo partiti, diciamo, con quello che ci viene meglio, quindi un momento proprio di socialità con i nostri anziani. Siamo partiti in realtà inizialmente con un incontro con un esperto, insomma, della forestale che spiegasse le varie particolarità del nostro territorio, e quello che poi abbiamo visto durante questi incontri è stata la grande esigenza di questi anziani di conversare, di parlare, di raccontarsi. Qualcuno addirittura ci portava vecchie foto e abbiamo un po' assecondato quella che era proprio la loro esigenza. Quindi abbiamo fatto proprio dei momenti di ritrovo tra di noi in cui i nostri volontari si occupavano di condurre questo filò, diciamo, questo momento proprio conviviale tra i vari utenti che magari a volte hanno delle difficoltà perché a volte sono più litigiosi. Quindi siamo stati un po' i mediatori, diciamo, di questi incontri, e in più siamo riusciti comunque contemporaneamente a portare avanti quello che è stato il progetto con l'esperto forestale, e siamo riusciti a fare una bellissima uscita in Cansiglio, insomma, a inizio settembre. Questo momentaneamente si è interrotto per questioni climatiche, nel senso che adesso fa troppo freddo ovviamente per fare delle uscite, e adesso abbiamo attivo un corso di burraco il lunedì che in realtà sta riscuotendo un bel successo, devo dire. Ecco, quello che ci stanno dicendo le nostre ospiti oggi continua a farci capire quanto poliedrico sia appunto questo progetto, la varietà delle proposte che sono state offerte appunto alla popolazione non più giovane di Vittorio Veneto e non solo, con la possibilità anche, come nel caso di cui ci stava raccontando già da pochi istanti fa, di uscire anche proprio dalla saletta, quindi non rimanere fossilizzati lì all'interno, ma di uscire. Tra l'altro è bello anche il contesto proprio della saletta stessa, quindi magari per un futuro si può pensare di utilizzare anche così altri spazi. Ora ovviamente si stanno concludendo proprio in questi giorni così le fasi di questo progetto, della prima parte di questo progetto. Vi chiedo, ovviamente l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, ci sono state delle difficoltà iniziali, ma ci sono state anche tante soddisfazioni che sono arrivate via via strada facendo. Partirei da Doris. Che cosa si sente di augurare a questo progetto, al progetto Shares, e soprattutto a questo luogo, a questa saletta, insomma, che abbiamo imparato a conoscere? Ma io mi auguro veramente che diventi un punto di incontro per la comunità. Quello che è stato riscontrato, un po' come ha detto anche la mia collega prima, quello che è stato riscontrato negli incontri è il grande bisogno di ascolto da parte delle persone. Il grande bisogno di trovarsi pur nelle difficoltà, perché nonostante l'essere comodi, l'essere presenti, c'è comunque ancora una certa diffidenza. Però una volta che le persone si avvicinano, esprimono il desiderio di essere ascoltate, hanno bisogno di parlare, hanno bisogno di qualcuno che le ascolti, e hanno bisogno di stare insieme in maniera vera, diciamo, quindi partecipata. Quindi spero veramente che questo progetto vada avanti per gli ospiti e soprattutto come progetto in sé io l'ho trovato grande, l'ho apprezzato tantissimo per la rete che si è creata tra le varie associazioni che si occupano delle persone del Vittoriese. E questo è un aspetto estremamente importante, credo sia il vero valore del progetto, perché questa rete può veramente dare tanto e può fare la differenza sul territorio se mantenuta.
L'importanza della rete, l'importanza di mettere insieme realtà che non si conoscevano. Molto spesso attorno al tavolo, soprattutto nelle prime settimane, insomma, si trovavano realtà che magari operavano nello stesso ambito, nello stesso settore, oppure le attività proposte normalmente, quotidianamente dalle varie associazioni si rivolgevano allo stesso target, alle stesse persone, però magari tra realtà del comune di Vittorio Veneto, del nostro hinterland, del nostro territorio, non si conoscevano. Quindi questo senza dubbio credo che anche Giada possa convenire riguardo a questo, e dopodiché anche a lei chiedo che cosa si augura per il progetto Shares. Allora, io esattamente come Doris in realtà mi auguro che possa avere insomma un proseguo questo progetto, ma proprio per la nostra comunità, perché c'è bisogno, secondo me, secondo noi, proprio di un punto di ritrovo, di un punto in cui la gente possa dire ok, non mi sento solo, so che in queste giornate posso andare lì, quindi di creare proprio, di riuscire a creare un punto di riferimento per quella che è la comunità, che spesso invecchiando si ritrova comunque a sentirsi sola. Ecco, quello a cui miriamo, secondo me, tutte noi associazioni partner, è quello di non far sentire nessuno solo, e io questo è quello che mi auguro. Poi le attività verranno da sé, io come dico sempre, bisogna vedere sempre il tipo di persona che si ha davanti e lì le costruiamo man mano, non è tanto l'attività in sé, ma proprio il punto di riferimento che possiamo dare. Quindi mi pare di capire che anche da parte vostra, insomma, ci sia la volontà, l'auspicio che, insomma, questo progetto non solo possa continuare, ma possa anche crescere, possa trovare magari anche nuovi partner, nuove realtà che possano inserirsi in questo progetto, e è quello che ovviamente ci auguriamo tutti quanti. Nella seconda parte del tempo che abbiamo a disposizione, appunto, entriamo un po' più nel dettaglio delle vostre due realtà che ci avete presentato in maniera così un po' sintetica all'inizio, e quindi diamo anche, perché no, qualche numero delle vostre associazioni. Tornerei da Giada Frescura, lo ricordo, vicepresidente dell'Associazione Amici del Centro Sociale Piazzoni Parravicini. Diamo qualche numero della vostra realtà e entriamo magari un po' nel dettaglio. Ok, portare i pasti, ma dicevi prima si apre un mondo poi, no? Sì, esatto. Beh, noi siamo intanto un'associazione ormai ben presente nel territorio da più di 25 anni, nata insomma per la volontà tra l'altro di un altro partner del progetto, che è l'associazione San Vincenzo De Paoli, e al momento contiamo 9 dipendenti, 30 volontari attivi, tantissimi volontari sostenitori, e quindi 120, più di 120 utenti raggiunti ogni giorno con i nostri pasti a domicilio, che ricordiamo sono attivi sabato, domenica, festivi, quindi è un servizio non stop. Abbiamo 5 macchine che girano per tutto il territorio, comprendendo i comuni sì di Vittorio Veneto, ma non solo, anche di Cappellamaggiore, Colle Umberto, Revine Lago, Fregona, quindi diamo una grande copertura al territorio, e in più cerchiamo anche di dare il servizio, diciamo, di sala, proprio come lo chiamiamo noi, quindi un posto in cui questi anziani possono mangiare e ritrovarsi. Nell'ultimo periodo abbiamo una nuova sede provvisoria che è a Nove, al Caminetto, che abbiamo trovato grazie insomma al comune di Vittorio Veneto, e anche lì adesso stiamo pian piano riprendendo piede. Inizialmente c'era un po' di diffidenza, perché magari anche per la la lontananza un po', esatto, c'era un po' di diffidenza proprio per la strada della lontananza. Adesso la sala, vedo con piacere, io che ogni tanto vado a fare il giro della domenica, che è bella piena, si sta popolando ed è proprio un momento conviviale. Proprio per questo dico tanto altro, perché oltre a portare il sorriso a casa di ogni anziano, perché ogni nostro volontario vede 20 anziani nell'orario di pranzo e comunque gli porta un sorriso, una parola di conforto e un aiuto. Mi è capitato, per dire, di andare a casa di anziani e appendere quadri, aiutarli magari con la lavatrice perché erano in difficoltà, quindi portiamo un sorriso e un po' di luce in casa di questi anziani. E in più c'è tutto il lato sociale, nel senso che il semplice momento del pranzo può anche durare 2 ore da noi, non è come al ristorante che dici ok vai ciao, abbiamo organizzato tombolate, gnoccolate, spiedi, cioè
proprio questa comunità a cui si puntava, e in più, come dico sempre, è anche a volte un momento per i nostri volontari, nel senso che magari qualcuno appunto sta andando in pensione e quindi si sente un attimo spiazzato, cosa faccio adesso? Quindi ci preoccupiamo noi di affiancarli in questo passaggio, o magari qualcuno che ha perso il lavoro. Cerchiamo proprio di dare spazio all'essere umano in tutto, insomma, in tutte le sue sfaccettature. Ecco, due cose. La prima, che cosa vi torna indietro appunto dagli utenti? Il sorriso di cui dicevamo prima? A parte il sorriso, ma anche tantissimi ringraziamenti, per dire, adesso siamo sotto Natale, ogni tanto anche i più semplici cioccolatini, per dire, ma la soddisfazione con cui ci danno questo cioccolatino, ci ringraziano, come per noi è una cosa quotidiana, normale, semplice, che non ci costa tanta fatica, cioè un'ora del nostro tempo alla fine, però quanto portiamo noi a questi anziani, quanto li facciamo sentire meglio. Oh, che bello, oggi sei arrivata. Addirittura c'è stato un anno in cui un utente mi ha lasciato un bigliettino in cui mi ringraziava per essere riuscita a entrare in casa sua e a portargli un sorriso e a farlo uscire da un periodo buio, al che io, quando l'ho letto, ho pensato, ma non ho fatto materialmente niente. In realtà il semplice chiedergli come stava una volta a settimana, perché una volta a settimana lo vedevo, e il dirgli dai che andrà meglio, dargli quella parola di conforto, per lui è stato miracoloso, pare. Quindi è questo quello che ci torna indietro. Questo è quello che vi torna indietro, mentre se qualcuno volesse rendersi utile all'interno della vostra associazione, come può fare? A parte che abbiamo, a parte la consegna proprio pasti, abbiamo anche il progetto Stacco, che è un progetto in cui accompagniamo proprio gli anziani alle visite. Poi abbiamo comunque tutta una serie di attività, come fare i sacchetti del pane che portiamo ogni giorno, e basta insomma recarsi presso la nostra segreteria, fare due chiacchiere con la nostra segretaria, che è Graziella, e semplicemente verranno affiancati da altri nostri volontari. Gli insegneremo insomma tutto quello che fa parte del nostro mondo. Molto bene, abbiamo dato un quadro di questa realtà di cui per la verità avevamo anche già parlato qui sulla Tenda TV qualche mese, forse anno fa, mentre adesso girerei la stessa domanda a Doris Scarlett, presidente dell'associazione Medietà. Prima ci ha detto che sì, vengono fatte come sono state fatte all'interno della saletta delle letture, dei gruppi di lettura, eccetera, eccetera. Poi ci sono i centri di sollievo. Magari entriamo un po' più nel dettaglio di questa vostra attività. Sì, i centri di sollievo nascono dal momento in cui sono stati istituiti dalla Regione, in pratica, quindi siamo partiti, quest'anno abbiamo fatto i 10 anni, quindi abbiamo fatto la festa a Liveletta anche con tutti gli altri del territorio. E i centri di sollievo sono dei luoghi, quindi sono degli spazi in cui i volontari di media età accolgono persone che sono in situazione di disagio cognitivo, in prima fase di demenza o Alzheimer. E praticamente in questi centri vengono accolti dai nostri volontari che aiutano queste persone a mantenere il livello, diciamo, di relazione, attraverso la relazione soprattutto, mantengono il livello di competenze sia mentali che fisiche, perché vengono fatti dei piccoli esercizi anche per mantenere il corpo in attività, per non irrigidirsi. Vengono fatte attività per aiutare la memoria, quindi vengono fatti dei giochi, vengono fatte delle attività artistiche, vengono proposte attività diverse. I volontari vengono sostenuti nella preparazione sia da educatori per quanto riguarda la parte, diciamo, di relazione e di trattamento dell'ospite, che per la parte diciamo della comprensione anche della situazione dell'ospite che si ha davanti, con psicologi, e inoltre è attivo anche un gruppo di automutuo aiuto per i familiari.
L'obiettivo di Medietà è quello di dare sostegno, di dare aiuto alle famiglie che hanno una persona con problemi di demenza. È una cosa che viene avanti pian piano nella persona che si ammala e che diventa molto pesante per la famiglia. E poi dipende dal livello delle famiglie, perché quello che vediamo in tanti casi è che la famiglia è composta da marito e moglie e uno dei due si trova in questa situazione. Ovviamente nessuno dei due è giovane, nessuno dei due ha la forza per poter portare avanti una situazione di questo tipo. Quindi all'interno dei centri di ascolto, di Medietà o delle altre associazioni che si occupano di questo, la persona che ha il problema viene seguita e viene accolta. Viene liberata invece la persona che normalmente si occupa a casa, in famiglia, di questa persona, viene liberata da un impegno abbastanza gravoso, perlomeno per 1 o 2 mattine alla settimana. Mediamente i nostri centri di sollievo sono aperti 2 giorni alla settimana e in questi 2 giorni le persone sono diciamo liberate e hanno la possibilità di dedicarsi anche a se stesse per dei piccoli momenti, e questo diventa importante e riceviamo continuamente espressioni di gratitudine da parte dei familiari, ma anche da parte degli ospiti stessi, perché il riscontro che abbiamo ricevuto è che per loro è come rivivere. All'interno dei centri di sollievo si sentono accolti, si sentono di nuovo capaci di una relazione, quindi si riattivano e le famiglie vedono questo cambiamento nel loro familiare. Beh, è importantissimo questo aspetto e qualche numero della vostra associazione, quanti volontari, perché so che avete tanti centri di ascolto, centri sì, di sollievo e quindi una rete, diciamo, all'interno della vostra realtà. Allora, la nostra associazione gestisce il centro di sollievo di Revine Lago Tarzo, il centro di sollievo di Godega di Sant'Urbano, che si trova a Bibano, e il centro di sollievo di Cappella Maggiore. Mediamente abbiamo 10, in questo momento stiamo gestendo una decina di ospiti in ciascun centro di sollievo e abbiamo praticamente su Godega sono 7 volontari, 7 sono su Cappella e 6 volontari sono a Revine. Quindi un bel numero anche voi, insomma. Un bel numero, non sufficiente, perché diciamo che l'ideale sarebbe avere almeno un volontario con 2 ospiti per seguire le persone in maniera compiuta e perché bisogna dare molta attenzione. Sono persone che hanno bisogno di attenzione e quindi l'ideale sarebbe il rapporto 1 a 1, non è possibile, già 1 a 2 va bene e per tenere le aperture almeno 2 giorni alla settimana ci servirebbero minimo 4 persone per turno in pratica, quindi siamo sotto organico in tutti i centri di sollievo. E allora sfruttiamo anche questa possibilità, insomma, per chiedere alle persone, qualcuno che magari vuole mettersi a disposizione della collettività e vuole farlo in questo modo, di mettersi in comunicazione con l'associazione Medietà. Io vado a concludere questa puntata appunto dedicata al progetto Shares, che però ci ha permesso di venire a conoscenza di 2 dei tanti partner che hanno preso parte appunto a questa iniziativa. Lo ricordiamo, cappeggiata dal Comune di Vittorio Veneto e finanziata dalla Regione del Veneto. Vado a ringraziare gli ospiti che sono stati qui con noi in studio: Giada Frescura, vicepresidente dell'Associazione Amici Centro Sociale Piazzoni Paravicini, grazie per essere stata qui, e grazie anche a Doris Carlet, presidente dell'associazione Medietà, per essere stata qui con noi e averci raccontato la sua realtà. E io quindi vado a chiudere questo speciale dedicato al progetto Shares. Da Federico Campodall'Orto l'augurio di un buon proseguimento con i programmi della Tenna TV.